Porto San Paolo, un posto carino, e chi troviamo? Ma guarda che caso, buonanotte, Buonasera. buonasera, buon Il buon cappuccino, cappuccino era molto buono, buonissimo, una serata speciale perché perché il l'ultima viaggio sera è è finito. finito il viaggio. Domani mattina si riparte e si ritorna a casa. Partenza da Olbia, quanto è durato? È durato un mese, perfetto. E hai fatto tutto il giro. Tutto il giro, però naturalmente per visitare proprio tutto ci volevano 2 mesi. Emozioni, Emozioni tante. che cosa ti ha emozionato? I colori della Sardegna, I i colori, colori dell'acqua, gli l'ambiente. ambienti, sì, ho visitato anche un po' l'entroterra, anche quello caratteristico. Bene, allora Insomma, a parte che quelle giornate ventose di maestrale, però è stato sempre bel tempo. un'esperienza molto particolare, un mese tra l'altro in camper, In quindi camper. è stata un'esperienza veramente un viaggio, non è stata una Sì, vacanza ma un viaggio, un una viaggio. esperienza piena di emozioni, un Bellissima, bellissimo bellissima perché da ripetere. è da ripetere, Bene, ma chi non prova non sa, provare non può per sapere, credere. provare per credere. Allora, questa sera per premio, invece che sia tu a raccontare la barzelletta, la racconto io. Ma non dovevamo ballare? No, ti racconto la barzelletta. Là dove giocano a scacchi, là. Ascolta. C'era una Allora, bella pista da c'è ballo. una donna che chiama suo marito e gli dice: Senti caro, che cosa faresti se tu mi trovassi a letto con un altro uomo? E la donna risponde: Guarda, io gli romperei il bastone e gli ammazzerei il cane. La moglie lo guarda stupita e dice: Ma come sarebbe a dire, scusa, perché gli devi rompere il bastone e ammazzare il cane? Perché quello lì per venire a letto con te deve essere proprio cieco. Bella, carina, dai, Vabbè, questa me la passa. carina. Guarda, domani facciamo così in traghetto, domani chiedo di raccontarla e me la racconti tu, va bene? Ma non me la ricorderò. Beh, probabilmente non te la ricordi più No, ma la perché cambio io. sì, la Ho libera questa capacità, interpretazione. sì, libera interpretazione, ho questa Quindi capacità. facciamo, ecco, questa è la penultima diretta dalla Sardegna, perché domani dal traghetto Orietta ci delizierà con la storiella della donna e dell'amante che ha sentito questa sera. Te ne racconterò un'altra. No, ripeterei questa, vediamo come va. Saluti a tutti, un bel sorriso, un baci, Ciao, abbracci, ciao, e buona adios. estate a tutti. Bye Mi bye. raccomando. Ciao.